zona dove la natura è ancora padrona e tutto ci parla di segreti e stupori, qui oggi vi racconteremo una nuova storia. Con i nostri viaggi siamo arrivati a Campodoro e più precisamente nella frazione di Bevadoro per stupirvi ancora una volta di questi piccoli paesi dell'Alta Padovana e dei loro grandi tesori. Tutto passa, ma qui nell'antica frazione di Bevadoro c'è qualcosa che resta nel tempo e ne parlo con il sindaco Gianfranco Vezzaro. Ciao sindaco, buongiorno. Ciao Ida, ciao, bentornata a Campodoro. Grazie, Campodoro sì, ma abbiamo detto in questa piccola frazione, la frazione di Bevadoro, che è una frazione antichissima. Sì, allora, la frazione di Bevadoro più o meno ha gli stessi abitanti di Campodoro, però ha più storia rispetto a Campodoro. Allora, dove siamo ora noi c'è una piazza, prima c'era un patronato, poi è stata costruita una piazza e la piazza è intitolata Don Renato Zigotti, salesiano e il quinto successore di Don Bosco, un personaggio molto importante per Campodoro ma soprattutto per Bevadoro. Sindaco, le frazioni sono importantissime per la vita della comunità tutta. Certo, le frazioni sono fondamentali, tra l'altro è una frazione importante perché come dicevo prima abbiamo più o meno gli stessi numeri di abitanti rispetto a Campodoro. E anche la protezione civile. Abbiamo la sede della protezione civile dietro di noi e le ex scuole elementari che stiamo vedendo appunto attraverso un progetto e un contributo regionale di sistemare e quindi rimarrà esteticamente dal punto di vista architettonico così com'è, però verranno fatte alcuni lavori di sistemazione sia del tetto che dell'intonaco esterno e del colore dell'ex scuola elementare. Il passato che si fonde con il presente, sì, il passato di questa frazione antichissima, importantissima perché ha una sua storia che non tutti conoscono. Noi abbiamo il nostro storico in chiesa pronto a raccontarcela, sì, perché questa è la chiesa attuale, ma qua, sindaco, è vero che esisteva la chiesa dei Templari? Sì, è vero, esisteva una chiesa dei Templari, tra l'altro Bevadoro deriva da Bibatorium, un abbeveratoio, perché qui si spostavano i pellegrini da est verso ovest e qui si fermavano con le bestie da traino per abbeverare le bestie in questo posto qua, in questa frazione qua. La chiesa è più spostata ad ovest verso l'attuale cimitero di Bevadoro. Ed eccomi qua con Luca nella chiesa di San Leonardo. Bentornata Ida. Grazie. Benvenuta grazie. a Bevadoro, nella chiesa del patrono San Leonardo, edificata tra fine 700 e inizio 800. Ma qua sorgeva anche un'altra chiesa importantissima prima di questa. Era la chiesa dei Cavalieri Templari, che non c'è più, andremo a vedere il posto dove era, e era molto conosciuta tra gli studiosi perché viene citata agli archivi di Stato di Padova nel censimento dei beni dei Templari. È proprio questo, come dicevamo prima. Poi, in fin dei conti, tanta leggenda non c'è qui, c'è tanta verità. Però adesso sai cosa facciamo, Luca? Noi ci spostiamo fuori e andiamo a vedere dove nasceva questa chiesa che non c'è più, ma con una storia tutta da raccontare. Andiamo. Andiamo. Luca, si dice che proprio qui alle nostre spalle sorgesse la chiesa dei Templari. Esatto, in questa zona sorgeva la chiesa e i Giovanniti, quindi gli eredi dei Templari, sono rimasti qui fino a fine 800 eccezionalmente. Qui avevano molti beni. Sì, avevano parecchie proprietà terriere, avevano un'estensione di centinaia di ettari. Sono finiti nei possedimenti dei nobili veneziani e i terreni sono stati acquisiti dalla famiglia Widman Rezzonico
che li ha sfruttati fino a fine Ottocento. E qui noi abbiamo un capolavoro di queste case veneziane, vero? Certo, è Villa Tretti, ora Brazzale, che ha avuto un'evoluzione ed era la villa della famiglia Widman Rezzonico. Allora andiamo subito a vederla perché ci stanno aspettando. Andiamo, Certo, Luca. andiamo. Ed eccola la villa Widman Rezzonico, ora Tretti Brazzale, e ne parliamo con l'avvocato Roberto Brazzale. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi, benvenuti. Dove ci troviamo qui? Siamo nel giardino di questa splendida villa, Villa Widman Rezzonico Tretti, che oggi appartiene al nostro complesso agroindustriale. Fin dal Settecento qui esisteva una villa che era stata realizzata nello stile della domus dominicale dalla famiglia Widman, poi acquistata dai Rezzonico. Rezzonico era la famiglia di origine comasca che era entrata nella nobiltà, nell'aristocrazia veneziana alla fine del Seicento e che ha espresso addirittura un pontefice, Papa Clemente XIII, che è stato l'ultimo vescovo di Padova a diventare Papa. E Clemente XIII si dice che soggiornò spesso in questa villa. Un giardino bellissimo con piante esotiche, piante che possono vivere anche 2000 anni, avvocato. Sì, a fine dell'Ottocento invalse questo gusto che prediligeva appunto le piante esotiche dei continenti che si stavano conoscendo, scoprendo. Qui abbiamo l'Araucaria, originaria del Cile, poi il Torres che disegnò appunto anche il giardino, non solo il fabbricato e l'arredamento, introdusse molte altre piante come il papiro, come il banano, come le palme, e corrispondeva proprio allo stile dell'epoca. È molto interessante vedere come anche le aiole perdono quel carattere geometrico squadrato che hanno nella tradizione del giardino all'italiana e prendono delle forme anche ellissoidali. Ed eccoci all'interno della villa, avvocato, una villa con arredi originali. Sì, all'epoca l'architetto progettava non solo la mobilia, gli arredi, ma anche tutti gli infissi, come si può vedere qui ad esempio, con questi elementi che ricorrono, elementi geometrici, e come si può vedere poi anche all'interno c'è una continuità stilistica perché tutto fra interno ed esterno era in continuità e tutto era omogeneo alla visione artistica dell'architetto. Ed eccoci nella sala più bella, più importante, la sala della musica con un'acustica particolare. Sì, questo è il salone nobile dove per tradizione nelle ville si tenevano i ricevimenti, si accoglievano gli ospiti, si tenevano le feste e si faceva anche musica. E noi continuiamo a fare musica con l'attività che cerchiamo di tenere viva, assieme anche ad incontri di altro tipo. E questa sala si presta particolarmente per il fatto di avere dei cassettoni che permettono un'acustica senza riverberi e dunque ottimale per l'ascolto soprattutto della grande musica da camera di quegli anni. Sì, vero, fate musica, ma non solo, fate anche del buon formaggio, è dal 1700 e lo vediamo qua. Sì, i nostri nonni decisero in realtà di scendere da Zanè, dove si erano trasferiti dall'altopiano di Asiago alla fine dell'Ottocento. Qui negli anni 50 si trasferirono qui nella produzione per la prima volta dei formaggi grana nella pianura vicentina, qui in queste
queste aree dove ci sono le praterie stabili, i prati stabili, e iniziarono appunto la produzione del formaggio grana che qui praticamente nessuno produceva, ma quasi nessuno conosceva, se non quello che veniva commercializzato dalle province lombarde ed emiliane. Bello questo panetto di burro, ma che cos'ha di speciale, avvocato? Questo burro in realtà di speciale ha qualcosa che lo lega molto al passato, cioè è fatto con il latte fresco di raccolta appena munto, cioè non è un burro che deriva dalla lavorazione dei formaggi come sottoprodotto, ma è un burro che è il prodotto principale del miglior latte che noi raccogliamo. Brazzale, una famiglia partita nel passato, ma che ha saputo vedere nel futuro. Ma da sempre i nostri antenati che all'inizio erano sull'altopiano di Asiago hanno continuato con coraggio, generazione dopo generazione, ad andare dove si offrivano le condizioni per fare meglio le cose, e così siamo arrivati anche qui, passaggio dopo l'altro, grazie appunto al coraggio di queste persone che non si sono accontentate di fare le cose come si facevano fino al giorno prima, ma hanno sempre cercato di cogliere dei tempi ciò che offrivano di meglio, le opportunità che venivano offerte. Grazie. Grazie a voi. Questa porta si sta chiudendo lasciando alle spalle il tempo e i secoli, ma un'altra se ne sta aprendo per stupirvi con effetti nuovi e cose meravigliose. Ed è per questo che vi aspetto alla prossima puntata di Itinerari Turistici, e vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata, naturalmente alla prossima settimana.